L'iniziativa del ministro degli affari regionali Boccia di reclutare 60.000 volontari per il compito di assistenti civici ed evitare le notti brave e sciagurate dei giovani italiani nei fine settimana, dopo aver ricevuto una tirata d'orecchie dal Viminale che non ne sapeva nulla, ieri in serata ha ricevuto l'ok da Palazzo Chigi. Nella riunione, alla presenza del Premier Conte e dei ministri Lamorgese, Catalfo e dello stesso Boccia, si è sottolineato che non saranno incaricati di pubblico servizio e la loro attività non avrà nulla a che vedere con le attività a cui sono preposte le forze di polizia. Spunta in Italia la tassa Covid, un balzello dai 2 ai 4 euro applicato dagli esercenti ai propri clienti e inserito direttamente come sovrapprezzo nello scontrino con la voce Covid, per finanziare i maggiori costi sostenuti dagli esercizi commerciali a causa del coronavirus. Lo scrive il Codacons, che riceve da giorni segnalazioni dai consumatori circa rincari e voci di spesa originali applicati dagli esercenti, in particolare centri estetici e parrucchieri. L'associazione parla di un vero e proprio Far West illegale che potrebbe configurare il reato di truffa e contro cui il Codacons ha presentato una denuncia alla Guardia di Finanza e all'Antitrust. Ci sono casi di centri estetici che al posto del sovrapprezzo obbligano i clienti ad acquistare in loco un kit monouso costituito da kimono e ciabattine alla modica cifra di 10 euro. Multe fino a 500 euro per chi abbandona guanti e mascherine usate per strada, e in quanto prevede un'ordinanza firmata dal sindaco di Roma Virginia Raggi contro l'abbandono dei dispositivi di protezione individuale monouso. Questi rifiuti, così come previsto dalle norme, devono essere conferiti nei contenitori della raccolta indifferenziata. In questi mesi di emergenza sanitaria legata al coronavirus, i nostri operatori ecologici hanno segnalato più volte di dover raccogliere guanti e mascherine usati, buttati per terra da persone incivili, un comportamento vergognoso che grazie a questo provvedimento sarà duramente sanzionato. Per impedire sul nascere gli assembramenti come quelli verificatisi durante il weekend nel centro storico, il comune di Rimini è pronto a far chiudere anticipatamente alla sera i locali della zona della vecchia pescheria. Lo ha annunciato l'assessore alla sicurezza Jamil Sudvolven. Ridurre l'affluenza di pubblico è una misura difficilmente attuabile, spiega. Crediamo che l'unica soluzione sia far chiudere i locali intorno alle 21:30. Un provvedimento certamente drastico, ma non bisogna commettere lo sbaglio di pensare che l'emergenza sia finita, che il virus non circoli più e che si possa tornare subito alla normalità.